Lo scioglimento del lato idrico e l'eventuale rescissione al gestore Girgenti Acque sono argomenti che nella prossima seduta il Consiglio provinciale dovrà affrontare. A fare la proposta di inserimento del punto all'ordine del giorno il presidente della Commissione Lavori Pubblici D'Angelo, accolta dal Consiglio provinciale di Agrigento. Leggiamo ogni giorno dai giornali, ha motivato il consigliere provinciale, di lamentele di semplici cittadini e di rappresentanti delle istituzioni che non fanno che confermare le nostre titubanze sulla gestione integrata delle acque. Anche il presidente della provincia, ha continuato D'Angelo, ha parlato della possibilità di avviare il procedimento di revoca al gestore del lato idrico di Agrigento ed è giusto che il Consiglio provinciale valuti di attivare una procedura come atto di indirizzo votato per l'azienda Aeroporto Valle dei Templi. Oltre alla discussione in Consiglio provinciale, il presidente della Commissione Lavori Pubblici si attiverà per chiedere un incontro al governo regionale in tempi rapidi al fine di stimolare la procedura di riforma degli ATO che ad oggi, dice D'Angelo, hanno creato solamente disservizi e aumento dei costi che gravano notevolmente sui cittadini della provincia di Agrigento.